maggioranza dei componenti della Commissione. Non ci sono quindi nemmeno previsioni che garantiscano l'operatività delle commissioni con un numero minore di componenti, è vero. In ogni caso non è stato, come dicevo, non è stato omesso il passaggio della regolare commissione, e quindi sono state create le condizioni affinché questo organismo consultivo, ma nessunissima rilevanza ai fini della validità del provvedimento amministrativo, posso parlare un po' tecnici, ma penso di essere capito. È un organismo che ha solo l'unica funzione di favorire la conoscenza degli argomenti di consiglio da parte dei componenti dell'Assemblea. Questa è la finalità delle commissioni, consentire quindi l'acquisizione delle conoscenze da parte dei consiglieri. A chiusura del mio intervento specifico che se fosse come dite, senza entrare nel merito della presunta incompatibilità dell'assessore generale, se fosse come dite ci sarebbe una regola che stabilisce tempi e modi della seconda convocazione delle commissioni consigliari e quindi un quorum inferiore di membri per garantire la legalità della seduta della commissione, così come viene con tutte le sedute, il principio della collegialità, qualora ci sia una seduta che va deserta, comunque ci sia un numero inferiore a quello legale, deve essere comunque, come nell'assemblea di condominio, la possibilità della seconda convocazione, un giorno diverso o comunque in ora diversa. Quanto alla presunta incompatibilità dell'assessore Giro, so certo che c'è una disciplina speciale, una disciplina specifica sull'incompatibilità che riguarda le sedute di giunta, però che riguarda assolutamente la presenza dei consiglieri in quanto commissari di commissione. Altre valutazioni sono possibili su un piano esclusivamente politico, ma non di legittimità o di legalità. Ringrazio il segretario per la risposta. Capogruppo Borin. Grazie Presidente e grazie anche al segretario per la risposta. Mi richiamo però a un precetto costituzionale che è quello del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, che penso sia insuperabile da chiunque in questa sede e al quale ci richiamiamo per insistere al fine della votazione sulla questione pregiudiziale. Consigliere Bonò. Su questo è chiaro e noto, su questo argomento eravamo entrati più volte, un paio di volte sulle commissioni. Il segretario sicuramente ha riportato quello che allora è stato detto, però devo dire che su questo particolare aspetto delle commissioni consigliari, al di là del numero delle presenze di coloro che sono nominati, eletti a parteciparvi, sia anche la questione dell'assessore che è componente della commissione, che dovrebbe essere poi anche discusso, anche perché è un argomento che dovremo porre all'attenzione, credo, di questo Consiglio Comunale, o che sia anche viscerato dal punto di vista regolamentare, perché questa nuova maggioranza, tra i suoi punti programmatici, prevede il passaggio da 3 a 2 dei componenti, e sfido dunque a imporre una commissione di 5 elementi. Questi aspetti formali dobbiamo tenerci al formalismo preciso, mi sembra sia stato un po' adottato negli ultimi 2 consigli comunali. Sarebbe opportuno parlarne prima e venirne fuori da questa questione, soprattutto sulla composizione e sulle partecipanti alla commissione consigliare, anche perché al di là di questo non è che le commissioni consigliari partecipino persone a tempo gratuito, magari poco, ma sono anche rimborsate a chi partecipa. Mettiamo ora i voti la pregiudiziale, cosa Capogruppo Bonin?
Sì, grazie Presidente. Chiedo scusa era solo per un intervento di integrazione della richiesta di discussione del pregiudiziale, perché riallacciandomi anche alle varie occasioni in cui abbiamo potuto affrontare il tema, in realtà il contributo all'informazione, poco o nullo, è in commissione. Anche in questa occasione abbiamo potuto soltanto ascoltare ciò che ci veniva riferito, documenti non li avevamo, nessuna possibilità di interagire se non su quello che ci veniva riferito, senza poter effettuare alcun riscontro, senza poter effettuare alcun approfondimento. Quindi mi chiedo quale contributo all'informazione può dare una commissione così convocata, così Questo è un altro tema. celebrata, perché altrimenti torniamo alle questioni che avevamo già affrontato in passato, cioè sulla effettiva utilità o nullità, o meglio, inutilità delle commissioni stesse. Ma io, siccome ritengo che siano organi utili e necessari, come abbiamo anche prima dato lettura, proponiamo che siano valorizzate e non invece svilite. Mettiamo in voto la pregiudiziale posta dal consigliere Favaro per il ritiro della quinta delibera in discussione. Voti favorevoli? 8 voti favorevoli, voti contrari? 9 voti contrari. Procediamo quindi alla delibera 5, progetto edilizio per realizzazione di un blocco di servizi guardiania nella Darsena Marina 4 in località Porto Santa Margherita di Caule, ditta Marina 4, approvazione progetto ed erga. Relazione al sindaco. Premesso che nella tavola 21 del vigente piano regolatore generale comunale la Darsena di Porto Santa Margherita è indicata con il numero 77 porto turistico, rientrante tra le attrezzature di interscambio e con riferimento normativo nell'NTA e la lettera M dell'articolo 28 area per attrezzature di interesse comune, che l'indice di utilizzazione territoriale verrà determinato in sede di approvazione del progetto edilizio da parte dell'amministrazione comunale, che l'articolo 42 dell'NTA del vigente PDG prevede che il rilascio di permessi di costruire in deroga sia preceduto dalla deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, considerato che in data 6 novembre 2013 al protocollo numero 35.315 integrato il 22 novembre 2013 al protocollo numero 37.328 e il 21 marzo 2014 al protocollo numero 9.246, il signor Lucchese Ruggero, legale rappresentante della Marina 4 SPA, ha presentato istanze di permesso di costruire per la realizzazione di un blocco servizi e guardiania per l'attività della Darsena Marina 4 in Caule, che è affidata in foglio 40-51, sulla quale 190 approvazioni, che il progetto sopra descritto è composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica e istruttiva, tavola 1 strati CTR di mappa, tavola 2 strati PDG 8 foto e PAT, tavola 3 stato di fatto per planimetria generale, tavola 4 stato di fatto per planimetria e documentazione fotografica, tavola 5 progetto, piante, prospetti e sezione, tavola 6 progetto rendere e fotomontaggi, tavola 7 progetto, legge 13 comparativa. Valutato che attualmente la struttura è priva di tali servizi, in quanto dotata unicamente di capannoni per il messaggio di natanti in posizione defilata e periferica, tale da non poter soddisfare le attuali aspettative dettate all'esigenza di modernizzare il porto turistico. Che per il tipo di attività svolta all'interno della Darsena stessa, di turismo, guida e altro, appare necessaria la dotazione di un blocco di servizi e guardianie in una posizione baricentrica e strategica per il controllo della sicurezza. Che per le disposizioni dell'articolo 28 dell'NTA vigente FRG, il progetto concordante di intervento di nuova costruzione deve essere approvato da questa amministrazione comunale, trattandosi di attrezzature di interesse comune e di deroga alla distanza dalla strada pubblica, così come stabilito dall'articolo 42 delle citate NTA. Il dirigente del settore servizi tecnici ha espresso parere favorevole in data 14 marzo 2014 alla richiesta di permesso di costruire. Il progetto è stato esaminato favorevolmente da parte dell'ufficio in data 24 marzo 2014, verbale numero 74 del 2014. Tanto permesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare e di approvare ai sensi dell'articolo 28 e 42 dell'NTA del vigente PDG il progetto per la realizzazione di un nuovo servizio di guardiania e servizio della Darsena privata sita in Caule, località Porto Santa Margherita, via Picaffetta, foglio 40, guarda 51 sulla quale 190 approvazione, costituite dagli elevati sopra richiamati, di esprimere parere favorevole per le motivazioni di premesse riportate al rilascio del permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un blocco servizio e guardiania e servizio della Darsena privata sita in Caule, località Porto Santa Margherita, via Picaffetta, foglio 40/51 sulla quale 190 approvazione. Grazie al sindaco. Capogruppo Teso. Una domanda all'assessore e al sindaco praticamente.
Lei parla, sindaco, di servizi per la guardiania, quindi intende servizi igienici? Ci sono altre domande? Consigliere Tonocca. Adesso dopo la risposta a tutti. Consigliere Tonocca. Si volevo completare chiedendo naturalmente che ci fosse in modo più chiaro quando si parla di attrezzature di interesse comune, se questa azione, diciamo così, ha uso per modernizzare il porto turistico, se è riferito a attrezzature di interesse comune questo, quindi sostanzialmente è un beneficio, non è economico, e quando si parla di aspetti economici, se allacciamenti elettrici, servizi del mercato settimanale si possono definire un giusto ricompensa, un giusto tornaconto per l'amministrazione comunale per la realizzazione di questa Gruppo Teso? Sì, un'altra domanda che volevo fare al sindaco era se, visto che se ne era parlato anche l'anno scorso e fino a qualche mese fa, il sindaco sta continuando o l'assessore delegato per i lavori pubblici o chiunque di voi come maggioranza giunta, il famoso progetto che si parlava per Marina 4, ovvero quel piano di recupero che vedeva degli interventi anche su tutta la parte pubblica, di cui anche il comitato aveva più volte chiesto i lavori che poteva fare Marina 4 in cambio di. Quindi chiedevo se il sindaco sta continuando, come aveva già fatto all'epoca, quella sua trattativa personale con la società Marina 4. E quando ho fatto la domanda dei servizi pubblici igienici si riferiscono come guardiania o a cosa intende il sindaco. Grazie, capogruppo Teso. Do la parola al sindaco. Allora, per quanto riguarda, non confondiamo ciò che è guardiania con ciò che è servizi pubblici igienici, perché il servizio guardiania si svolge nella parte superiore della struttura che verrà edificata e è un servizio di guardiania, cioè di controllo del porto turistico. Per quanto invece riguarda i servizi igienici, che a memoria mi pare siano 6, si tratta di servizi igienici a supporto come servizio del porto turistico, quindi sono due cose diverse. Per quanto riguarda le attrezzature di interesse comune per la modernizzazione, anzitutto stiamo parlando di un porto turistico del nostro territorio e quindi migliori sono i servizi del porto turistico, migliori sono i servizi per i turisti che usufruiscono della struttura. Per quanto riguarda se riteniamo che sia sufficiente la previsione di realizzazione delle colonnine sulle piazzale dove si tiene il mercato, non è una questione di pesare se la deroga può essere concessa al privato in funzione del fatto che vengono realizzate le colonnine. Le colonnine è un po' più su qualcosa in più che è stato chiesto a Marina 4, mentre il concetto di pubblica utilità è già in re ipsa, nel senso che il concetto di pubblica utilità proprio del fatto, e da ciò deriva la determinazione della deroga, di migliorare il servizio di un porto turistico che è a servizio dei turisti. Per quanto riguarda la discussione del piano di Marina 4, il progetto iniziale che prevedeva la realizzazione della sala conferenze, capannoni e quant'altro, in questo momento il progetto non è stato portato avanti, ma per l'indisponibilità di Marina 4 e non per l'indisponibilità del Comune di Caorle. Grazie al sindaco. Procediamo. Capogruppo Teso. Quindi sindaco, lei mi dice che i servizi sono per la guardiania, quindi la nuova struttura che verrà fatta. Prego sindaco. Non lo ripeto perché non l'ho capito. C'erano sia i servizi igienici al servizio del porto turistico e sono nella parte inferiore, sia i servizi di guardiania al servizio del porto turistico sono nella parte superiore. Grazie sindaco. Capogruppo Teso. Ringrazio il sindaco che evidentemente non aveva capito la domanda prima. Capogruppo Borini. Grazie Presidente, l'intervento vale anche come dichiarazione di voto.
Noi fondamentalmente siamo assolutamente favorevoli a che strutture come in questo caso Marina 4 possano dotarsi delle strutture tipo la guardiania piuttosto che dei servizi eccetera. Riteniamo però che lo sviluppo del progetto, così come proposto che c'è stato a prevedere in sede di commissione, rappresenti una considerevole compromissione di quella che sarà poi la prospettiva e la veduta da le attività commerciali verso la darsene, quindi una usura del prospetto rispetto al porto turistico, e questo secondo noi potrebbe compromettere anche la stessa tenuta dei valori di quelle aree lì, piuttosto che magari non essere di così apprezzabile risultato estetico. E siccome noi dobbiamo farci portatori dell'interesse collettivo, probabilmente l'interesse collettivo poteva essere realizzato con un diverso sviluppo, con una diversa collocazione di questi servizi che necessari andranno comunque assicurati alla Marina 4. Grazie capogruppo Borin, consigliere Tonò. Era una precisazione che avevo chiesto appunto sulla pubblica utilità, che spesso e volentieri si va a stabilire questo di pubblica utilità, è come quando si apre una struttura ricettiva che naturalmente dà dei benefici, e quindi anche la darsena in Porto Santa Margherita sostanzialmente con la propria attività crea l'interesse del beneficio. Quindi non è sicuramente che sia intenzione nostra dire che sono 4 colonnine che pagano la realizzazione, è tutt'altro che naturalmente tutto l'indotto che si crea. È chiaro che, come avevamo fatto precedentemente, tutti gli aspetti tecnici delle votazioni, sia quello della giudiziale, sia delle estensioni che le votazioni contro nell'immediata esigibilità, sono degli aspetti assolutamente tecnici che hanno il valore tecnico dei lavori di questo Consiglio Comunale. Sindaco, prego. Allora vorrei chiederle una cosa, consigliere Tolon. Lei ritiene che in questo concetto di pubblica utilità la possibilità da concedere a un privato che ha un porto turistico al nostro territorio di realizzare bagni per i disabili, o ritiene che questo non ha un concetto di pubblica utilità? Sì, basta. Dico che prevalentemente la prevalenza delle cose, il beneficio diffuso è anche una struttura di questo genere, non finalizzato a un aspetto esclusivamente meramente monetario. Si deve tenere in considerazione che l'aspetto di sviluppo pretende che un'amministrazione crei dei benefici, ma soprattutto c'è un aspetto diffuso che è quello anche dell'attività operativa, il bagno e la realizzazione pratica di alcune strutture, per l'amor di Dio. Grazie consigliere Tonò, procediamo ai voti. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 2 voti contrari, voti astenuti? 6 voti astenuti. Votiamo l'immediata eseguibilità del punto. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 8 voti contrari, astenuti? Nessuno. Passiamo ora alla sesta delibera. Concessioni in uso piscina comunale sita località Zona Verde in pregio via Brazza e condominio Maracaibo. Relazione all'assessore Giusto in veste di assessore al patrimonio. Mediante prevegno di proprietà del comune di Caula, una piscina scoperta delle dimensioni di metri lineari 25 x 12,50 sita località Zona Verde in pregio via Brazza, dotata di servizi igienici e spogliatoi, nonché di un piccolo locale interrato per l'alloggio degli impianti pompe. Costruita dalla società Tesson Sarsi di Mazzoni Enrico e C in forza della convenzione urbanistica repertorio 15.168 del 20 giugno 81 del dottor Carlo Borghieri di Erro.
Detto bene, censito mappale 683 porzione del foglio 38 sviluppo 53 è stato trasferito al proprietario del comune con atto del tesoro 71.311 del 21 luglio 2000, sempre del notario Carlo Borgheri. L'impianto non è mai stato gestito dall'amministrazione comunale, anzi, per i primi anni lo stesso non è mai stato utilizzato. Solo nell'anno 2003 la piscina, a seguito di espressa richiesta dei limitrofi condomini Maracaibo 1-8 e Maracaibo 9-10, è stata affidata in concessione di anno in anno ai medesimi. L'ultima concessione rilasciata scade il 31 maggio prossimo. Sono stati pubblicati diversi bandi per l'affidamento in concessione del successo impianto, senza però aver mai avuto alcun riscontro in ordine alla partecipazione. Per un tanto questo ente ha affidato sempre al medesimo soggetto privato, condomini Maracaibo 1-8 e Maracaibo 9-10, la piscina in questione, il quale ha provveduto di anno in anno ad eseguire tutti i lavori di manutenzione necessari sia della parte esterna sia degli impianti dei servizi. Sempre ai condomini è stato inoltre concesso ancora dal 2001 l'uso dell'area comunale limitrofa all'impianto natatorio in argomento, il sito in via Brazza, censita catastralmente campagna 688, 683 porzione, 686 porzioni, 207 porzioni, del quale 38 sviluppo 53, con oneri per manutenzione tutti a carico dei medesimi. Relativamente all'uso della piscina, si non sono mai pervenute al comune richieste diverse da quella dei condomini Maracaibo 1-8 e Maracaibo 9-10, in quanto la stessa è situata lontano dal mare, in una zona poco accessibile, realizzata con materiale di un tempo, ed inoltre gli impianti e le opere sono consoni al tempo in cui furono costruite e richiedono quindi una consistente e continua manutenzione. La piscina, come verificato negli anni scorsi, non è richiesta in quanto nella località di Una Verde la maggior parte dei villaggi e delle abitazioni dispone già di una propria piscina privata. Con la realizzazione del nuovo complesso natatorio di Porto Santa Margherita, ben servito e dotato di tutti i servizi, la piscina di Luna Verde non risulta più avere una preminente funzione pubblica. Non risulta possibile abbandonare una simile struttura e comunque non utilizzarla in quanto gli impianti manufatti andrebbero seriamente compromessi e comunque contrariamente alla volontà del comune, considerato che risulta difficile per questo ente provvedere alla manutenzione degli stessi. Altresì i costi per la manutenzione dell'area verde, finora data in concessione ai societati condomini, sarebbero onerosi, senza considerare gli interventi di miglioria realizzati dai privati nel corso degli anni. Poiché ora sono necessari costosi interventi di manutenzione, si prevedono la sostituzione delle pompe, il rifacimento dei pavimenti e rivestimenti della piscina, la sistemazione dei percorsi esterni del fabbricato due servizi, a seguito dell'incontro tenutesi presso la scrivente amministrazione comunale, la signora Camilla Patrizia, nella qualità di amministratore pro tempore dei condomini Maracaibo 1-8 e Maracaibo 9-10, con nota del 13 febbraio 2014, protocollo 4806, ha confermato la volontà di ottenere in concessione l'uso dell'impianto di Cattanasi per un periodo di 25 anni e a fronte della corrisponsione al comune di un canone annuo di euro 1000, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Per quanto sopra relazionato, al fine di non lasciare in totale stato di abbandono e priva della necessaria manutenzione della piscina di cui trattasi, si propone pertanto di concedere ai condomini Maracaibo 1-8 e Maracaibo 9-10 l'uso di tale impianto natatorio, dando atto che rimane a carico degli stessi l'onere di provvedere, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, anche alla manutenzione dell'area verde confinante, censita nel quale 688, 683 porzioni, 686 porzioni e 207 porzioni, del quale 38 sviluppo 53, senza spesa alcuna a carico di questo comune. Rimane inteso che la piscina e gli annessi servizi dovranno essere d'uso esclusivo dei condomini del villaggio Maracaibo 1-8 e 9-10. Il canone annuo è di euro 1000 dovrà essere corrisposto al comune in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno di concessione. Si dà atto inoltre che, per quanto concerne le spese conseguenti alla stipula dell'atto di concessione, dovranno essere tutte poste a carico dell'amministrazione dei condomini Maracaibo 1-8 e 9-10. Tanto premesso, si chiede di deliberare, per quanto relazionato in premessa, di concedere alla signora Camilla Patrizia, nella sua qualità di amministratrice pro tempore dei condomini Maracaibo 1-8 e Maracaibo 9-10, l'uso della piscina comunale scoperta, sita in località di Una Verde, in strada via Brazza, 20 dimensioni 25 x 12,5, dotati di servizi igienici e spogliatoi e di un piccolo locale interrato, censita mappale 603 del foglio 38 sviluppo 53.
Durata della concessione 25 anni con ricorrenza dal 1 giugno 2014, canone annuo di concessione Euro 1000 da rivalutarsi a partire dal secondo anno di concessione secondo l'indice Istat, obbliga a carico del concessionario, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto natatorio, oltre alla manutenzione dell'area verde confinante. La piscina e gli annessi servizi dovranno essere ad uso esclusivo dei condomini Maracaibo 1 e Maracaibo 910. Destinazione di uso pubblico dell'area verde attrezzata per l'impianto sviluppo di qualsiasi forma di attività commerciale. È altresì vietata la sosta o il parcheggio di veicoli all'interno della suddetta area. È fatto divieto di tutto concedere l'uso, anche parziale della piscina chimica da qualsiasi titolo, costituzione di una polizza fiduciaria a copertura della responsabilità per eventuali danni alle strutture comunali, pubbliche e a terzi per l'intera durata della concessione. Spese contrattuali interamente a carico dei condomini Maracaibo Moto e 910, forma contrattuale atto pubblico. Di autorizzare il dirigente del settore servizi tecnici a sottoscrivere il relativo atto di concessione per l'amministratrice pro tempore ai condomini Maracaibo 1.8 e Maracaibo 9.10. Tanto premesso si deve disvelare tutto ciò al Consiglio Comunale. Ci sono interventi? Capogruppo Borin, prego. Grazie Presidente, era solo perché trattandosi di un argomento che come quello che abbiamo trattato precedentemente faceva parte dell'ordine del giorno della seconda commissione, se siete d'accordo l'abbiamo per ribadita la stessa questione pregiudiziale che avevamo sollevato in ordine al precedente punto e chiediamo che venga risposta alla loro precedente. Quindi chiede la pregiudiziale per il ritiro della delibera. Mettiamo ai voti la pregiudiziale per il ritiro di questa delibera. Voti favorevoli, 8 voti favorevoli, voti contrari, 9 voti contrari. Ci sono interventi? Consigliere Fabio. Allora, nel testo della delibera si dà atto che non sono mai pervenute al Comune richieste diverse da quelle dei condomini Maracaibo 1.8 e Maracaibo 9.10. La domanda è questa, ma è stata espletata una procedura a evidenza pubblica al fine di chiedere l'interesse di altri possibili potenziali concessionari attraverso le forme previste dalla legge, quindi con la pubblicità attraverso i mezzi di informazione sul sito del Comune, la pubblicazione del laboratorio e con poi i tempi previsti dalle norme. Se la risposta è affermativa a questa mia domanda, chiedo che venga dato conto in Consiglio Comunale, perché nel testo della delibera non è possibile rilevarlo, dato conto dei numeri di protocollo, delle pubblicazioni, delle date, eccetera. Grazie. Come l'ho letto nella relazione, sono stati pubblicati diversi parametri per l'affidamento in concessione di questo impianto natatorio. Recuperare i numeri di protocollo non è un problema, basta insomma, consultare l'altro repertorio, ma sono atti che sono già stati sviluppati e pubblicati. Prego, consigliere Tanto. Diversi bandi da quando la piscina è stata costruita in tempore o proprio in relazione a questo specifico rinnovo, tra l'altro importante perché riguarda una durata di 25 anni? Sì, i bandi pubblicati davano la possibilità anche dell'acquisto degli impianti natatori. Tanto è vero che inizialmente gli impianti erano 2, gli impianti natatori, addirittura sì, quando è nata la lottizzazione, uno addirittura deve essere stato tombato proprio perché i costi di gestione sono alti e nessuno mai ha voluto né alienare, non siamo mai riusciti né ad alienare bene e nessuno mai ha chiesto in concessione. Questi due condomini ne fanno richiesta da diversi anni, a questo punto invece che rinnovarla di anno in anno gli è stata data la possibilità di dare una concessione di 25 anni, una durata maggiore rispetto a quello che è sempre stato fatto. No, ma lei non mi ha risposto alla domanda. Per questa delibera che stiamo per approvare, quindi rinnovo, rilascio di concessione per 25 anni, questa l'iter di formazione di questo atto amministrativo ha visto la pubblicazione di un avviso pubblico con la richiesta di
manifestazione di interesse ad altri soggetti diversi da questi, qualsiasi soggetto, insomma, un avviso pubblico è chiunque può manifestare interesse. Per questa specifica delibera è stato pubblicato a largo pretorio e nel sito internet un avviso, un bando che spiegava che si sta perché il Comune ha intenzione di dare in concessione per 25 anni a 1.000 euro all'anno di canone, eccetera. È stato fatto oppure no? Le do brevemente risposta dicendole che con nota del 13 febbraio del protocollo 4806 è stato fatto un incontro con la signora Camilla Patrizia, l'amministratrice pro tempore dei 2 condomini, e con loro è stato concordato questo allungo di questa concessione annua. Questo atto, ha ragione lei, non è stato pubblicato proprio perché non è mai stato manifestato l'interesse di alcuno nel corso degli anni. Però guardi, qua il dirigente, l'ingegnere Lazzarense, vuole una specifica tecnica, le faccio la risposta dal dirigente. Prego, sì, buonasera. Tante volte l'ufficio aveva chiesto ai frontisti, perché non c'è mai stato nessun interesse. Noi negli anni precedenti, come diceva prima l'assessore vice sindaco, avevamo anche sia approvato l'alienazione sia approvato il cambio di affitti, concessioni. Vista la sua collocazione di questa piscina, di questa parte, non c'è mai stato interesse di nessuno. In tutti questi anni, da quando è stata costruita, mai nessuno ha voluto in qualche modo prendersene cura. Per noi era solo una spesa e abbiamo chiesto a suo tempo, avevamo chiesto al villaggio Maracaibo di prendere in concessione un canone annuale e di volta in volta, sempre con procedura pubblica e dando avviso e dando informazione, nessuno mai si è interessato, nessuno mai ha voluto, e comunque abbiamo data al villaggio e in qualche modo l'ha accettata. Su questo, visto che continuava a non pervenire nessun interesse, abbiamo preso contatti con il villaggio, il quale ha detto: noi sì, la prendiamo in carico, però la prendiamo in carico quando siamo sicuri di un tempo abbastanza lungo per fare un certo tipo di investimenti, altrimenti quei investimenti che servono a fare, cioè il rifacimento della pavimentazione, la manutenzione delle pompe, noi non riusciamo assolutamente a fare. O abbiamo una garanzia di una concessione per una tirata abbastanza, cioè ragionevolmente lunga, altrimenti nemmeno loro. Con l'ufficio siamo stati d'accordo e va bene, intanto diamo in consiglio, diamo comunque le informazioni. Dopo, prima di fare l'atto, come è scritto sulla delibera, per fare l'atto pubblico, diamo comunque informazioni se ci sono eventualmente degli interessati. Intanto decidiamo, cioè il Consiglio dice, vabbè, manifestazione di darla al villaggio, e dopo serve comunque un avviso di non tanto di interesse da prendere, ma quanto di dare informazione alla cittadinanza. Grazie ingegnere, consigliere Favaro. Purtroppo credo che questa procedura non sia per nulla corretta, che noi oggi qui approviamo una concessione a dei soggetti ben precisi. Come si può fare l'avviso a posteriori? Penso che non stia né cielo né terra una procedura di questo tipo. Noi eventualmente oggi possiamo, questo atto non è a nostro avviso votabile in Consiglio. Quel che potrebbe votare il Consiglio è uno schema di concessione, però senza l'individuazione di un soggetto ben preciso, e il soggetto va individuato con procedura di evidenza pubblica. Come si usa fare normalmente nella pubblica amministrazione, altrimenti questa è una contrattazione tipo privato e con una discrezionalità da parte degli uffici. Non stiamo trattando di un bene di proprietà comunale, non possiamo. Come si fa a dire che non ci sono altri interessati perché negli anni scorsi sono sembrate deserte? Questo non si esime dal riproporre ogni volta che si rinnova una concessione, riproporre la procedura di evidenza pubblica,
Nello storico il pregresso non ha valore dal punto di vista legale, ha valore per quegli atti approvati a quell'epoca. Lascio la parola al segretario. La questione mi ha anche riguardato perché io l'ho firmata anche e effettivamente il problema da lei sollevato emerge. C'è però una circostanza di cui tener conto, il fatto che questo tipo di contratto, che è un contratto che vede come parte della pubblica amministrazione, vede da un lato appunto la pubblica amministrazione, dall'altro lato non può vedere altro che i frontisti, come diceva l'ingegnere, perché per l'ubicazione, per il tipo di opera, per il tipo di fruibilità che può avvenire, si ritiene che l'unico contraente idoneo possa essere la platea dei frontisti, dei vicini. A questo punto il regio decreto 827 del 1924 stabilisce che nel caso in cui ci sia un unico contraente si può procedere direttamente all'utilizzazione alla incapacità privata, ma questo caso significa affidamento diretto e quello che questa delibera si fa. Ringrazio il segretario. Consigliere Tonò? Un paio di precisazioni. Allora, qui è chiaro che questa delibera si esprime che deve essere un uso esclusivo e naturalmente quando avete, credo che questa delibera abbia il parere dell'Assemblea di uomini praticamente in modo che non decada l'amministratore è pro tempore, quindi sostanzialmente un impegno che si prendono i proprietari di quel. È vero che quel sito, credo che due vicine hanno avuto all'inizio una vita non semplice, anzi di dover venire dal centro delle vicine, era quasi un accordo in Eraclea per fare un polo mandatorio di zona. Però ora si passa a un accordo 25 anni. Mi sembra un po' tanti sia da una parte che dall'altra e vorrei capire come mai si è portati a questa tempistica. E sostanzialmente se si è valutata anche la possibilità, visto che sostanzialmente questa piscina potrebbe essere quello che è emerso, può essere utilizzata solo da quel complesso, ormai non si pensa. Volevo chiedere se si è negoziato naturalmente anche la dismissione struttura, sostanzialmente ha i suoi anni che probabilmente ha bisogno di una gestione più puntuale e che se fosse in proprietà del villaggio sicuramente avrebbe dal punto di vista dell'amministrazione comunale una dismissione che non ci permette altre vie d'uscita. Sostanzialmente credo che sia l'obbligo trattare con i proprietari la possibilità della cessione, stabilendo un valore, valutandola e potendo fare, oltre che un bando pubblico naturalmente di poter stabilire una cessione di questa struttura. Sì, in sede alternativa è stata valutata anche la possibilità di una cessione, di una alienazione, però appunto per questioni proprio economiche assolutamente anche il villaggio ha detto no, noi non prendiamo in carico perché c'è una concessione e che ha durata ragionevole per recuperare l'investimento che devono fare, altrimenti loro avevano chiesto 30 anni e poi noi abbiamo così in qualche modo portato 25.
30.000 euro all'anno e adesso in fase di concessione, cioè la concessione costa 1.000 euro all'anno adesso. Sì, avevamo parlato anche di valori, di prezzi, e qui sono quei prezzi che avevamo anche in qualche modo al limite, erano state alienate, però assolutamente la proprietà ha detto no. Consigliere Fabio? Premesso che stiamo parlando di una piscina semi-olimpionica comunale, cioè non stiamo parlando di una vaschetta così a uso villaggetto condominiale. Qua ci sono due problemi. Uno riguarda la mancata procedura pubblica per la selezione dei eventuali altri interessati. E quindi questa delibera individua a priori un soggetto, che sono questi due condomini, ma individua a priori anche un canone annuale di 1.000 euro. Anche su questo ne chiediamo, ma su che base è stato stabilito? Semplicemente perché i due condomini non erano disponibili a pagare di più? Ma che ci dimostra? Vogliamo che si dimostri anche che, uno, non ci sono altri cointeressati, due, non ci sono altri soggetti che possono eventualmente offrire di più al comune come canone annuo. Siete in grado di dimostrarci questo? Perché altrimenti qua c'è un vizio molto grave di parzialità dell'azione della pubblica amministrazione, quando invece un principio fondativo dell'azione amministrativa è l'imparzialità. Quindi noi stiamo favorendo un soggetto privato e stiamo anche riducendo possibili entrate comunali, potenziali possibili, semplicemente perché abbiamo deciso che non valesse la pena di avviare una procedura concorsuale alla devidenza pubblica. Ci sono delle profonde carenze nella formazione di questo atto. E in più c'è anche un altro elemento, ma una piscina comunale posta in località Duna Verde, ci siamo mai chiesti se, visto che il comune è dotato di una fondazione Cauda Città dello Sport, se questa struttura non possa essere, non dico presa in carico totalmente, ma possa essere utilizzata per qualche attività, per qualche evento nel corso dell'anno, nel corso della stagione estiva, e perché allora a quel punto non si chiede, non si mette nelle condizioni della concessione anche la possibilità, qualora venisse richiesta dalla fondazione o dall'amministrazione comunale, la possibilità di un utilizzo di questa piscina comunale per un certo numero di giornate nel corso della stagione estiva, come succede magari in altre occasioni, perché ho presente altri beni comunali dati in concessione a soggetti privati, però nell'ambito della concessione si dice previo accordo l'amministrazione comunale si riserva di poterla utilizzare 1, 2, 3 giornate all'anno per farsi attività, non so, una giornata dedicata allo sport natatorio aperta a tutti, visto che stiamo parlando di una piscina comunale. Almeno tenersi aperta a una possibilità, poi la fondazione non è in grado di organizzare nulla, vabbè, pazienza, però come stiamo parlando di 25 anni, per 25 anni una struttura pubblica viene completamente privatizzata, tra l'altro ad un prezzo irrisorio simbolico, stiamo parlando di meno di 100 euro al mese, una piscina semi-olimpionica. Allora, consigliere Fabio, quella che lei definisce un impianto semi-olimpionico versa in condizioni, se chi di voi lo conosce è andato a vedere, versa in condizioni veramente disastrose, penso che non sia neanche più a norma. I lavori tali per metterla a norma, per renderla agibile, sono talmente tanti che l'amministrazione non ha fondi per mettere a norma quell'impianto e gli unici interessati, perché ubicati vicini, gli unici interessati al funzionamento di quella piscina sono questi due condomini, proprio per l'ubicazione particolare di questa piscina. Definire quell'impianto semi-olimpionico è abbastanza offensivo. Dopodiché
le scelte di questa amministrazione di valutare un altro impianto natatorio pubblico in Duna Verde non sono state valutate, anche perché in Duna Verde tutti i villaggi sono dotati di piscina privata, per cui quell'impianto là, che è difficile da raggiungere e appetibile solo da questi condomini che vi sono prospicienti, non è appetibile proprio da nessuno. Tutti i bandi di evidenza pubblica che sono stati fatti dall'81, quando sono nati questi impianti, ad oggi non ha partecipato nessuno, ripeto, ed è stata la scelta per cui ha invitato il dirigente, come ho spiegato prima, di fare questa concessione 25ennale per poter dare merito agli investimenti che servono a questo impianto per poter funzionare in condizioni, insomma, quantomeno di igiene, di sicurezza. Sarà il consigliere il capogruppo Teso, prego. Grazie. Assessore Sindaco, Presidente. In questo momento, dalle sue parole, secondo me emerge ancora di più l'opportunità di valutare un diverso soggetto, perché se in tutti questi anni di concessione è stata così mal tenuta la piscina, l'impianto, allora forse quello non è il soggetto meritevole. A 33 anni questa piscina, stiamo parlando di 1981, le piscine di oggi vengono fatte con concessioni completamente diverse. Posso finire il mio intervento? L'hanno tenuta anche bene per quello che Sì, ho capito, ma mi fa finire il mio intervento per cortesia, perché se no non so chiedere il rispetto delle regole del divano. Dunque, dicevo, se anno per anno si è ripetuta, prorogata questa concessione e il soggetto che aveva in concessione ha così mal tenuto, perché ci è stato detto che è in condizioni pietose, allora forse non è quello il soggetto che merita la concessione per tra l'altro un così lungo periodo di tempo. Capogruppo Teso? Sì, una domanda sobre il sindaco Presidente. Ha fatto un conto di quali sono i costi dell'ordinaria e straordinaria manutenzione di questa piscina? So che ha detto che sono tanti. Personalmente non ho fatto il conto, ma come ripeto, ha bisogno di sostituire le pompe, di fare i pavimenti e i rivestimenti della piscina, sistemare i percorsi esterni e il fabbricato tutti i servizi. È tutta la gestione che il comune non riesce a prendere in carico perché prende dei costi non da poco. Ma infatti io non sto contestando i costi assolutamente. Allora a questo punto forse andrà fatta una valutazione, magari si poteva venderla questa piscina. È stato provato nel corso degli anni sia ad allenare che a concederla e purtroppo i risultati sono questi. Sì, siccome devono fare le pompe, la manutenzione ordinaria e straordinaria, a questo punto se il bene è di proprietà uno fa l'investimento, io credo. Poi è logica di mercato di solito, perché se io acquisto, se io sistemo con l'ordinaria e straordinaria amministrazione, a questo punto acquisto che mi conviene di più, anche perché avete detto che la posizione è scomoda, non è fruibile, hanno vantaggio solo loro e io su questo sono anche d'accordo su quello che dice lei, e ne hanno vantaggio solo loro. Però sulla posizione io le lo dico, sono andata anche a vederla quella piscina, concordo con lei che immagino sia andata a vederla proprio per la posizione dove si trova, potrebbe essere anche di varia utilità. Però a questo punto dico, magari visto i prezzi di mercato, e credo che me li confermi anche l'ingegnere Lazzarini, sono scesi in modo drastico, perché ho visto anche dal piano delle alienazioni, a questo punto si poteva fare una trattativa magari diversa, visto considerato che questa è una trattativa privata a tutti gli effetti, quindi l'avete affidato a un privato, perché il condominio comunque è privato, magari una proposta di trattativa a questo punto